Ecco, la classe dirigente è l'immaginario friulano, che qui ci sono una serie di passaggi, no? Appunto un immaginario che sogna l'Arcadia e al tempo stesso pratica la distruzione sistematica del territorio, lo riempie di pesticidi, che a memoria le vagheggia, insomma, i gelsi, le acacie della sua infanzia e viaggia felice in una steppa cerealicola, dice Tito, e così via. E c'è appunto la riflessione sulla ideologia dominante e sulla sua traduzione in un partito al potere, nella Democrazia Cristiana. E guardate, non erano per nulla scontate le parti del libro, almeno secondo me, posso naturalmente sbagliare, ma non erano per nulla scontate le parti in cui riflette su Impurrane, sulle origini del movimento Friuli, età anni 60, insomma, 63, 67, insomma, sulla lettera dei 500, la lettera insomma, dei 500 sacerdoti, che viene appunto nel 1967, c'è una fase di modernizzazione ma al tempo stesso di disagio, che ha un disagio che ha alcuni temi, no? L'assenza dell'università friulana, per la verità anche del teatro, essendo ormai defunto il vecchio Puccini, le servitù militari, insomma, quel clima di disagio lì. Ecco, Tito dice, guardate, quella lettera lì non ha niente di rivoluzionario, è un sano integralismo pieno di fascino conservatore, si collega a quello che in fondo è stato l'intransigentismo cattolico di fine Ottocento, per dire, una figura che chiunque abbia subito il fascino di una figura come Don Falcerani capisce bene che cosa voleva dire queste cose di Tito. E siamo arrivati appunto ai preti, naturalmente, cioè a quelli che Tito dice gli unici intellettuali organici del Friuli. E la riflessione di Tito, appunto, i intellettuali organici che si trovano a mediare continuamente con una società in via di modernizzazione, ma non riescono a fare i conti. E fra le eccezioni, però, fra le voci diverse, anche all'interno appunto di questi intellettuali organici, appunto Tito anche qui c'è il suo nome, ed è padre Turoldo, e devo dire che appunto ricordo con Tito dicevamo spesso che da questo punto di vista Turoldo ha avuto la stessa sventura di Pasolini, perché è stato elogiato dopo la morte come friulano scomodo da quegli stessi che l'avevano avversato in vita, insomma, da quei babbei avrebbe detto Tito, e babbei è un termine molto presente nel libro. Poi appunto ci sono tutte le parti dedicate alla cultura friulana, Tito parla appunto di questa dell'antificiato della cultura friulana e insiste anche su da questo punto di vista, e c'è proprio, guardate, c'è voluto uno sguardo altro, c'è voluto Carlo Ghirso che ha scoperto il mugnaio Menocchio per farci capire meglio i Friuli, e i sguardi altri sono però in fondo anche quelli di Bartolini, Leozzani, Pasolini, Giacomini, eccetera, e poi ci sono le parti veramente molto importanti e molto sofferte in cui Tito parla, si sofferma sulle arti figurative, su appunto persone come Apro e Mircolo, che appunto scrive sono stati grandi proprio perché hanno resistito allo spirito del Friuli, anche non soggiacendo allo spirito del Friuli, mentre altri, e includeva anche Guiatti, appunto sono stati soggetti a un impoverimento, in qualche modo a un processo riduttivo, insomma. E il discorso appunto torna all'ideologia friulana e alla sua difficoltà di fare i conti con la modernità, ma in uno scorcio di tempo che appunto è molto forte, perché all'inizio degli anni 50 Friuli è ancora l'80% della media del reddito nazionale, sotto, insomma, è una regione meridionale, insomma. Nel 68, se non ricordo malissimo, ci mettiamo in paro, e appunto alla fine degli anni 70 siamo 120-130, insomma il terremoto ci trova in una fase di ascesa, fa da volano, ma poi appunto i problemi si ripropongono. E negli scritti raccolti nella seconda parte, questo è l'ultimo punto che volevo toccare, e questo non avendoli letti, avendo seguito alcune cose, ma non tutte, mi ha proprio colpito insomma la forza, no? la forza grande, no? Con cui appunto il terremoto diventa alla fine del secolo breve del Friuli, no? Non il secolo breve che comincia anche per lui come per Orban con la prima guerra mondiale, ma poi non finisce con il crollo del muro, con il crollo dell'Unione Sovietica come per Osborne, ma appunto col terremoto del 76. Dopo dice, però guardate, dopo non è che comincia il XXI secolo, dopo c'è un intervallo, c'è una fase complessa in cui sono state sprecate, letteralmente sprecate, tutte le splendide energie che il Friuli aveva attivato in risposta al terremoto, come risposta al trauma del sisma. Energia che c'era stata,
Il titolo sottolinea con molta forza, lo dice soprattutto in un articolo del 2001, cioè 25 del maggio, insomma 25 anni dal terremoto. E il titolo si sofferma appunto sulle varie forme, insomma, l'organizzazione del basso, il protagonismo femminile, insomma, ma anche appunto, l'abbiamo visto anche nell'istruzione, l'abbiamo visto anche nella Chiesa, insomma, con la sua particolarissima configurazione friulana. Scusate, permetto una parentesi, insomma, io ho vissuto, come Giampiero sa, indirettamente, insomma, e altri, insegnando a Teramo la vicenda del terremoto abruzzese. E devo dire che ho capito ancora meglio quanto sia stato importante e positivo, mi espongo in questa cosa, ma avendo vissuto l'Abruzzo mi ha fatto capire molto meglio quanto sia stato importante il ruolo della Chiesa friulana e anche di un grande vescovo, secondo me, come Alfredo Battisti, e di un fermento, se volete metterla in un altro modo meno filopreti, diciamo, ho capito meglio quanto pesi, quanto abbia pesato negativamente in Abruzzo l'assenza di fermenti, di stimoli, di presenze di quel tipo. Torniamo però appunto al Friuli. Alla fine la sfida è persa, vince una normalizzazione burocratica, vince anche un processo più generale, che non è solo friulano, naturalmente, il fatto che il popolo si trasformi in gente, con 3G, come nel romanesco televisivo, vince la mediocrità. È come se tutte le parti della società friulana, è impressionante per me che appunto non avevo seguito questa discussione da vicino la forza con cui Tito dice queste cose, è come se tutte le parti della società friulana, tutte, sia quelle più vicine che più lontane da Tito, avessero dato il meglio di se stesso e poi avessero perso. No? E abbiamo appunto vissuto questa sconfitta che è una sconfitta friulana, ma dentro una sconfitta più generale. Ecco, io appunto naturalmente chiuderei qui. Per iniziare mi sono aiutato con Pasolini e per finire mi aiuta Bartolini, una delle sue poesie protestanti, questo Mandai finale, che io ho sentito molto presente, l'ho sentita scorrere sotto traccia in questo libro, ed è quella che dice: "Les raisons che scatifete in segno spalancato fra sì le chiare hanno son più friuli. Resta il peso dagli assi insieme, un nome, i battimenti di cur per ogni volta che passa qui. Ma basti e boff di voi, per stati al cielo dolce, senza ragioni." Tito ha risposto a modo suo, cioè ci ha detto che le ragioni ci sono se le sappiamo rivisitare con gli occhi crudeli della dura. Io credo che ci faccia bene continuare a discutere insieme queste ragioni e il libro ci offre veramente molti spunti, molti stimoli. Grazie per queste due presentazioni che mi pare che abbiano messo benissimo in evidenza tutti gli aspetti del libro.